possano vivere Alleanza per l'Italia presenta ad Agrigento referenti e obiettivi. Il partito di Nuccio Cusumano con il terzo polo intende espandersi e radicarsi sul territorio, coinvolgendo i moderati in un progetto di rinnovamento politico. API è proiettata ai prossimi appuntamenti che culmineranno a maggio con le amministrative che in provincia di Agrigento interesseranno 11 comuni, tra i quali il capoluogo. Dal 1 al 26 febbraio sono in programma le assemblee nei vari centri, il 4 marzo il congresso provinciale che eleggerà il segretario. Finora ad API hanno aderito 52 consiglieri comunali. La novità è l'adesione ad Agrigento del medico Fabio Cordova, eletto nel 2007 nella lista del PDL. Questa adesione all'API rappresenta per me la volontà di dare una scossa a quella che è l'azione politica esercitata fino adesso in città, considerato che nel contesto politico dal quale io fuoriesco si è persa un poco la rotta, non c'è stata purtroppo quell'attaccamento al territorio così per come io mi aspettavo ci fosse. Prova ne sia purtroppo le recenti vicende anche di partenze dal PDL, per cui sono l'epilogo più che altro di una situazione che già stava implodendo. Sono sicuro di aver trovato in questo contesto politico la migliore condizione per crescere, per dare continuità alla mia azione politica. Alleanza per l'Italia ad Agrigento è forza di governo, è presente nella giunta di Marco Zambuto con il vice sindaco Alfonso Montana. Nuccio Cusumano, attuale commissario del partito, per le prossime elezioni conferma il sostegno all'uscente Zambuto e confida nel coinvolgimento delle altre forze del terzo polo, oggi intenzionate a percorrere una strada diversa. Il nostro auspicio è che su Zambuto ci sia la convergenza di tutti i partiti del terzo polo, da parte quindi dell'MPA e di FLI, per costruire insieme un'alleanza che guarda anche al Partito Democratico e al Grande Sud. Auspichiamo che la vicenda del Comune di Agrigento non diventi ragione di interruzione di un rapporto di collaborazione politica per un progetto che per quanto ci riguarda rappresenta la novità politica a livello nazionale, regionale e provinciale. API guarda con molta attenzione ai movimenti civici, apprezza l'attivismo di Epolis e l'intraprendenza dei gruppi sorti sul web. Il partito esorta ad un impegno comune partecipando alla lista che a maggio concorrerà nelle elezioni. E siccome noi siamo un partito moderato che abbiamo lo stesso programma che molti di questi movimenti civici hanno, noi chiediamo a loro e ai loro rappresentanti di venire con noi, di essere eletti da noi, perché noi non facciamo nessuno pregiudizio, perché da noi non c'è la tessera per essere candidati al nostro partito, ma noi vogliamo il bene della città, quindi chiunque vuole il bene della città si deve spendere per questa città.